perché ho l'impressione, Agirmo, che effettivamente c'è troppa cacciara da parte dei politici, no? Non possiamo firmare, non firmiamo questo patto, ma no, non firmeremo, non faremo, è una farsa, però mi sembra più una dichiarazione di impotenza. Allora, cerchiamo di capire un attimo qual è l'autonomia che sarebbe richiesta. Allora, partendo dal presupposto che durante la campagna elettorale Zaev aveva fatto delle promesse che erano assolutamente non mantenibili, cioè aveva detto ok, faremo la nostra autonomia con 23 competenze e il mantenimento nel territorio dei 9 decimi del sito fiscale. Ora, io mi auspicherei fosse così, ma tecnicamente oggi non può esserlo, nel senso che e cerchiamo di rendere le cose banali. Innanzitutto l'autonomia che è richiesta oggi da Erika Stefani, comunque teoricamente è richiesta da quello che è il discorso della Lega ex Nord, mi sbaglio sempre, okay, è il fatto di mantenere all'interno del territorio la spesa storica almeno per 3 anni. Cosa vuol dire? Vorrebbe dire che, per spiegarlo in modo molto banale, se oggi spendiamo 100 lire per la sanità del Veneto, queste 100 lire, anziché amministrate dallo Stato, siano amministrate dalla Regione Veneto. La Regione Veneto tendenzialmente è una regione virtuosa, pertanto se il Veneto dice se noi riuscissimo, anziché a spendere queste 100 lire, a spenderne 90, quelle 10 che ci rimangono le possiamo spendere in un altro modo. Non è togliere via soldi a qualcuno e non è impoverire lo Stato, è semplicemente gestire nel modo migliore quelli che sono i soldi correnti che vengono utilizzati per determinati tipi di competenze. Allora, se fosse così, è stupido sentire alcuni dire che l'autonomia porterebbe via i soldi all'Italia. Non è assolutamente vero. Non è l'autonomia che vorremmo noi, ma sarebbe un primo passo. Considerando che in quella che è la proposta fatta, o quantomeno sembra che sia la proposta fatta da Erika Stefani, è quella di dire ok, facciamo una spesa storica per 3 anni, dopo 3 anni, una volta sentite e calibrate bene le spese, facciamo sì che ci sia un costo standard, cioè se in Veneto per la gestione della sanità spendiamo 100 lire e in Sicilia spendiamo 800 lire, perché più o meno è questa la proporzione, dato che non può essere così, creiamo una spesa standard che sia la media dei costi. Cioè se io spendo 100 e qui spendo 800, facciamo 400 a testa, più o meno, spiegato in modo molto banale, però è la realtà dei fatti. Ora, questo di fatto sarebbe già un punto a favore e un punto di partenza interessante per ragionare. Ma perché non si può fare questo tipo di ragionamento? O meglio, perché si vorrebbe fare, ma la tendenza dello Stato è quella di non farla. Con gli 800 lire che spendono in Sicilia, in realtà devono mantenere un parassitismo assistenzialistico che ha a tutti quanti gli effetti il cancro di questa nazione. Noi abbiamo una parte dell'Italia che è basata sull'assistenzialismo o quantomeno sulla gestione di risorse dello Stato per creare un reddito di cittadinanza senza che questo sia un reddito di cittadinanza. Non so se sono riuscito a spiegare bene il concetto. Purtroppo è questo il concetto. E se vogliamo spiegarlo ancora meglio, lo rendo ancora più palese. Probabilmente tutti quelli che stanno guardando sanno dei famosi 15.000 aiutami forestali che ci sono in Calabria, quando in tutto il Canada ce ne sono 3.000. È palese che 15.000 forestali in Calabria non servono. È storicamente comprovato che è semplicemente un modo per dare stipendi. È uno stipendificio questo tipo di ragionamento. Tant'è che molto spesso, non lo dico io, ma sono gli atti processuali, si sono trovati dei forestali che appiccavano il fuoco perché così avevano qualcosa da fare, okay? E poi magari c'erano anche altri interessi sotto, ma non entriamoci. Allora, se noi dovessimo andare a creare una spesa standard per i forestali e quindi riequiparare quelli che sono la quantità dei forestali che sono veramente necessari in Calabria, dovremmo sfalciare come minimo su, metti 15.000, dovremmo sfalciarne quanti? 12.000? Ne lasciamo 2.000? E quei 12.000 che cosa fanno? Diventano reddito di cittadinanza, ma in un modo o nell'altro c'è sempre da mangiare. Allora, quindi, stante questo processo, è palese ed è ovvia la resistenza dello Stato nei confronti delle autonomie, ma non si può neanche pensare di rimettere a posto una nazione come l'Italia se una quota parte dell'Italia stessa viaggia e vive solo sulla base assistenzialistica. Bisogna cambiare registro.